God Save the Wine, finalmente siamo arrivati a Roma dopo tanti rimandi, ma è un piacere, ed è un piacere trovare Serena e Omnia Romana, che è il vino della capitale, che si rifà, che nasce nella zona dei grandi vini romani che dissetavano gli imperatori, ma anche insomma è veramente un laboratorio bellissimo di attenzione al territorio e anche di abbinamenti cibo-vino, perché insomma la cucina romana è così particolare, e ci ha servito lo Chardonnay Omnia Romana, quindi uno dei vini più accessibili anche della gamma di Omnia Romana. Come ci divertiamo a tavola con questo vino? Ma questo è un vino trasversale, ma un po' come tutti i vini di Omnia, nel senso che sono abbinabili sia alcuni bianchi a dei piatti di carne sia alcuni rossi a dei piatti di pesce. In questo caso con lo Chardonnay andiamo tranquillissimi su una bella carbonara, su una gricia, perché qui abbiamo mineralità, acidità. A quest'ora sentire queste parole è veramente anch'io mentre le dico mi sento male, però assolutamente possiamo spaziare anche, che ne so, con delle polpettine fritte di bollito, che a Roma sono un piatto tradizionale. Si può spaziare parecchio perché abbiamo... La cosa particolare di questo vino è che, pur essendo insomma una zona, la vostra zona, una zona abbastanza calda, abbastanza ricca, questo vino ha una freschezza, una sapidità che ricorda latitudini più alte. Esattamente, perché la nostra grande fortuna non è solamente il territorio in cui ci troviamo e quindi il terreno, che è vulcanico e quindi ci dà tanta mineralità, la presenza del mare davanti a noi, ma soprattutto abbiamo un'escursione termica dal giorno alla notte con differenze anche di 15-16 gradi che ci permettono poi di avere delle caratteristiche sia olfattive che gustative che ricordano i vini del nord Italia. Infatti io mi ricordo da voi alcune giornate caldissime, ma con questa brezza fenomenale che asciuga, che fa star bene, un posto veramente, non lo so, un'oasi incantata a un passo da Roma, con la 3-4 fermate di treno, cioè mezz'ora. Io dicevo, ma come arrivare laggiù? No, uno monta sul treno, qual è la linea quella? La linea che va verso... si ferma, oddio... La Nube, sì, Campo Leone. Ma veramente sono poche fermate da Roma, è un mondo completamente diverso. 40 minuti di treno. Ecco, invece la vendemmia quest'anno 2020, tanto attesa, ecco, come sta andando? Perché immagino Chardonnay sia stato vendemmiato. Sì, abbiamo fatto, sai che da noi vendemmiamo le cose, cioè le uve non in base al vitigno, ma se sono mature o meno in vigna, perché avendo appezzamenti diversi dobbiamo stare attenti a quello. Quindi delle cose dello Chardonnay è già stato raccolto, è stato già fatto quindi le prime microvinificazioni, diciamo, fermentazioni. La vendemmia sta andando molto bene, sarà un'annata molto bella e, come dico io, un'annata, una vendemmia meritata in positivo, perché con quello che abbiamo passato un po' tutti quest'anno penso che dobbiamo veramente ricevere qualche cosa dalla natura di buono. Uno dei vini, fra l'altro, che tutti aspettano ogni anno è il Cesanese, che appunto nella vostra zona è una delle zone storiche. Sì, ora scusami il dose di servizio, ma l'ho presa male. E quindi ecco il Cesanese, che fra l'altro il signor Borne non era molto convinto di questa varietà, giusto? Come avete fatto a fargliela piacere? Fammi capire. Non è che siamo riusciti a fargliela piacere, il fatto è questo, che è stata la pazienza del nostro enologo che, nonostante le prime difficoltà incontrate con la prima annata, la 2013, è stato testardo e ha provato fino alla fine a vinificare questo vitigno seguendo la linea di Omnia Romana. È uscito un grande prodotto, tant'è che adesso stiamo bevendo la 2015, ma nel tempo rimarrà nella nostra gamma. Complimenti, perché questa 2015 Cesanese ha un problema, che effettivamente è vinificato in un certo modo, in certe latitudini rischia di essere eccessivo, troppo profumato, troppo ricco. Questo, nonostante l'annata 2015 calda, riesce a essere fresco, delicato, però sempre cesanese, quindi speziatura, queste note di macchia mediterranea, cassis, quota ciliegia fresca. Avete detto 2018, anche in bocca come sensazioni, quindi colore, poi questa trasparenza che quasi della nebbiola, pinot nero, è veramente una piccola magia. Infatti alla cieca, se uno non sa cosa abbiamo versato, non diresti mai un cesanese, ma cioè andresti proprio su appunto pinot nero o langhe, ecco. Però smettiamo di nobilitare il cesanese paragonando altri vitigni, perché non ne ha bisogno, è il grande vino, il grande vitigno di Roma, e quindi fa piacere brindare questa serata romana con te, con questo vitigno. Grazie mille. Grazie a te Andrea, sempre.